qui dentro c'erano ragazze che erano a piedi nudi, a cui i miei uomini hanno dato i loro stivali prima di accompagnarli in albergo. Non c'è anzianità di servizio che possa preparare a eventi del genere. Era il 20 gennaio di 3 anni fa. La voce dell'allora comandante della Polstrada di Verona, Girolamo La Quinta, visibilmente provato, uno dei primi ad arrivare sul luogo dell'incidente. È notte quando un autobus ungherese di ritorno dalla Francia diretto a Budapest con a bordo 55 passeggeri tra insegnanti e alunni sbanda, finisce contro un pilone del cavalcavia, prende fuoco. Siamo vicini al casello di Verona Est. In pochi secondi l'inferno. In quel tragico incidente hanno perso la vita 17 ragazzi, tra questi 11 studenti minorenni. Dopo 2 anni di agonia per le gravi ustioni riportate, non ce l'ha fatta nemmeno l'insegnante eroe che nel rogo ha perso 2 figli. Questa mattina la Corte d'Assise di Verona ha condannato a 12 anni di reclusione János Varga, l'autista dell'autobus, unico imputato processato con il rito abbreviato. Per Alberto Brentegani, responsabile di quel tratto dell'autostrada A4 Brescia-Padova, Luigi Darios, capo dell'ufficio tecnico e progettista dei lavori di sistemazione dello spartitraffico centrale delle barriere, Michele De Gesi, Maria Piaguli ed Enzo Samarelli, componenti della commissione ANA che collaudarono i lavori di fornitura e posa delle barriere stradali, l'udienza è fissata per il 15 dicembre. Sono tutti accusati di omicidio stradale. Questa mattina in aula i genitori delle vittime che non hanno mancato un'udienza. Indossavano t-shirt nere con impresso il volto dei figli e sulle spalle il loro nome. Questa condanna farà storia, ha detto il presidente dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. All'autista è stato dato il massimo della pena richiesta, mentre il GUP Luciano Gorra ha riconosciuto ai familiari delle vittime provvisionali per circa 5 milioni di euro.